Scatman's World. Wow, amici del Grande Wrestling, un saluto dal commendatore veneziano, siamo su WWE 13. Allora ragazzi, dopo la grande vittoria della Royal Rumble, continuiamo. Vai. Valero ha vinto. John Cena Battista, Shawn Michaels blocca. Shawn Michaels. Andiamo a Superstar. Andiamo belli veloci perché ormai sono un campione, quindi sti match qua non me li farò neanche fare. Match contendente, ho Triple H e Goldberg sono i contendenti per il tag team, molto bene. Benoit, Ric Flair, Jericho, Bryan. Ormai il comandone è solo uomo da pay per view, ragazzi. Il comandone è solo da pay per view. Per JBL, Triple H. Oh, match contendente il blocca, fioi. E il blocca. Sono curioso di vedere a Elimination Chamber le sfide. Oh, commenta Brock Lesnar, così ce lo spariamo. Veloce. Sì. Arrivano un po' di messaggi. Un mio amico che va a vedere Inter Juventus a San Sirus. Brock Lesnar. Aspetta che qua rispondo un attimo, scusate ragazzi, queste sono le cose belle della diretta. Eccolo qua il Brocca. Ma noi vogliamo il commendone. Eccolo qua ragazzi. Il comanda veneziano in tutto il suo splendore. Cattivo, cazzuto. Il comanda veneziano. Dai da tenere, fa da comando. Ok, ci siamo. Scusate ragazzi. Cos'è sta roba? No. Come da veneziano, ok. Vai. E intanto l'arbitro è morto, poveretto. Ma il comandone adesso vuole dimostrare al mondo che è un super campione del mondo. Un super campione. Ha vinto anche la Royal Rumble, ragazzi. È gasatissimo il veneziano. Doppio suplex comediano, tanto per gradire. Grande veneziano, è partito in quarta. È partito in quarta, ragazzi. Grande comandone. Tanto ritorno all'arbitro. Spear! Fatta un po' la cazzo. E subito pedigree. Grande veneziano. E il blocco è fuori. Il blocco è fuori. 2 e 3. Ecco, match veloce, non c'è scampo, ragazzi. Questo è il comanda veneziano. Questo è il comanda, ragazzi. La pedigree è una mossa devastante. Ok, mi sono vinto il mio match. Ormai questi match per il comandone sono una formalità. Vediamo sta Elimination Chamber, cazzo. Sarà bella secondo me. Vai. Elimination Chamber Tag Team Championship. Primo ed epico versus Triple H e Bill Goldberg. E ancora primo epico pazzesco Intercontinental Champion Santino Marella Cristiano. Ormai è una grande classica dell'Intercontinental Champion. E vince ancora Marellone. Divas Champion Nikki Bella, Trish Stratus. Vince Trish. United States Champion Chris Benoit, Brodus Clay. E Brodus Clay mantiene il titolo. Match 5 JBL Daniel Bryan. Vince JBL. World Heavyweight Championship. Il campione Edge contro Rey Mysterio. Mick Foley, The Rock, Randy Orton, Sheamus.
E Rey Mysterio è campione World Heavyweight Championship. Si incara Kevin Nash. E non c'è, cazzo, non c'è l'altro. Bene. Mi fa molto piacere. No, quindi devo andare direttamente a WrestleMania. Si va direttamente a WrestleMania. Questo lo si... no, assolutamente... ecco qua, ha vinto il Cumena, ma non avevo paura di farlo questo perché volevo andare a WrestleMania a sto punto. A fare un super match. No. Ok. Molto bene. Andiamo avanti belli veloci ragazzi perché voglio andare a WrestleMania. In questo momento c'è Benoit che sta tentando di scalare le posizioni per il titolo degli Stati Uniti. Poi c'è poca carne al fuoco in questo periodo nella WWE. Se penso che insomma è riuscito primo epico a battere Goldberg e Triple H, c'è una cosa incredibile veramente. E Rey Mysterio è campione dei pesi massimi, pazzesco. Rey Mysterio show ragazzi. Angle Benoit. Va avanti belli veloci, match contro The Rock. Allora, WrestleMania. Kurt Angle, Daniel Bryan, vince Kurt Angle. Trish Stratus, Nikki Bella, il rematch Divas Championship. E vince ancora Trish. Cavolo. Sto registrando, ti rispondo dopo vecchio mio. E tutti che mi chiamano al telefono adesso, molto bene. Tag Team Champion. Ancora vittoria per primo ed epico. Rey Mysterio, The Rock, World Heavyweight. No, che cazzo so di far. E vince Rey Mysterio, incredibile. Chris Jericho, qua match 5, Undertaker, Mark Henry. Ragazzi, il pay per view è Cumenda Goldberg, mamma mia. Ragazzi, che pay per view a WrestleMania. Esperienza match epica. E andiamo. Cumenda veneziano vs Bill Goldberg. Questo sì che è un match ragazzi, questo è uno dei pay per view più incredibili della storia. Oggi messaggi, telefonate, di tutto fieri. Mamma mia, sto WrestleMania. WrestleMania. Eccolo qua il campione WWE. Il Cumenda veneziano ragazzi. Deve mantenere la cintura a WrestleMania. Eccolo qua. Cattivo e cazzuto. CV. Ma il match è veramente duro ragazzi con Bill Goldberg. Eccolo qua Bill. Eccolo qua Goldberg. Eccolo qua ragazzi. Bill Goldberg senza un paragomiti, perché? No, ne era solo uno, boh, non mi ricordo. Maneggio cumendiano adesso, vabbè, insomma andiamo, chi se ne frega. Vai, vai per la cintura. Vai, 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 vai. Vai come non le porta a casa. La vittoria. Pay per view di WrestleMania. Speriamo di fare un bel match ragazzi. Merda. Goldberg vuole vendicare le sconfitte dei passati pay per view. Ancora Goldberg, contromossa di Goldberg.
Grande Comendone però. Dai che vogliamo un match. Attenzione però Goldberg. Grande Comendone. Il Comendone è partito bene. Questo sarà un match epico. Attenzione però Goldberg si riscatta subito. Vogliamo il suplex comendiano. Vogliamo il suplex comendiano. Eccolo qua. Suplex comendiano. Vai Comendone, vai Comendone, vai Comendone. Pugnazzi, pugnazzi. Merda. Grande Comendone. Il Comendone alla grande, ragazzi. Il Comendone è veramente scatenato. È lui il più grande lottatore di tutti i tempi. Sicuramente il più forte italiano. Ma attenzione Goldberg. Scatenato Bill. Scatenato Bill. Oh, grande Comenda. Vai, vai. Merda. Ai ai ai. Attenzione, questa l'ho sentita. Questa l'ho sentita. Parala, niente da fare. Goldberg adesso è in ripresa. Goldberg è in grande ripresa, ragazzi. Porca puttana, riesco a preparare una mossa, cazzo. Attenzione, bravo Comendone. Grande veneziano. E Goldberg sta soffrendo. Ricordiamo che Goldberg è tra i cattivi adesso. E Goldberg sotto il Comendone tra i cattivi adesso. Grande veneziano. Ma il Comendone comunque è amato dalla gente, ragazzi. Perché è un fenomeno, perché è lui il talento veneziano. Che però attenzione Goldberg adesso. Merda. Questa non la paro. È un po' incazzato Bill, niente, riesce a pararla. E adesso sì però. Adesso sì. Ma ancora Goldberg para. Bravo Comendone, bravo Comendone. Spacchiamo la faccia a Bill. Contromossa comendiana. Dai, un bel suplex. Grandissimo. Quanto amo questi suplex qua. Bravo Comendone. Sarà un match durissimo, ragazzi. Vai, bravissimo. No, merda, Goldberg. Contromossa goldberghiana, ma ancora il veneziano. E la testa di Goldberg è distrutta. Dai che voglio fare la pedigree tra un po'. Aia. Questa l'ho sentita, ragazzi. Veloce. Questa è una grande classica, ragazzi. A WrestleMania, Comendone Goldberg. Un classico del wrestling mondiale. Contromossa comendiana. Mamma mia, come sto giocando, ragazzi. Come sto giocando. Ecco, appena detto, ragazzi. Il Comendone si porta a sfigare la sola tendenzione DDT goldberghiana. Mamma mia, adesso Goldberg a sti momenti che è veramente difficile. Merda. Contromossa del Comendone però. Mamma che match molto equilibrato, Ho paura che il primo che fa la mossa finale vince, Aia. Questa l'ho sentita, ragazzi. Grande il Comendone che para la mossa, ma ancora Goldberg. Aia, maledetto Bill. Ancora parata. E ancora Comendone. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Vai come. Dai che Goldberg è un po' in difficoltà, i coglioni. Aia. Grandissimo Comendone, grandissimo. Ancora però Goldberg, sono tantissime contromosse in questo match. Goldberg è stanco, Vai Comendone, bravissimo. Ho bisogno di una mossa finale però, ragazzi.
Parala, niente da fare, sgambetto goldberghiano. Il match però è ancora equilibrato, grandissimo. Grandissimo comandone. Questo è il comandone che vogliamo. Però il pubblico non è ancora stato un match che ancora è un po' tranquillo ancora, per essere un pay per view di WrestleMania. Aia. Queste mosse non le sopporto. Sempre le gambe, punta le gambe Goldberg, Goldberg punta le gambe. Ancora. Basta spammare Bill. Adesso è un momento veramente difficile. Maledetto. Attenzione, rope break come indiano. Vai come. Vai come, ancora contromossa di Goldberg. Bravo. Spear! Spear del comandone che però, attenzione, parata di Goldberg. Parata di Goldberg. Non ci credo. Spear, e stavolta c'è la Spear. E stavolta Goldberg si prende la Spear. Pedigree come indiano. Pedigree come indiano. E va. Vediamo. 1. E ancora Goldberg resiste però, ma adesso ha un bel vantaggio però. Attenzione, rope break. Grande comandone, però sono forte ragazzi. Il comandone è veramente favorito per questo match, grandissimo. Il comandone si gasa ragazzi. Il comandone si gasa. Vai, vieni qua Goldberg, vieni qua. Merda. A volte proprio sono ingenuo però. Parala, niente da fare. Adesso forse anche a Goldberg arriva la contromossa però. C'è la contromossa, la mossa speciale. Grande, madonna, però quante contromosse come indiane ragazzi. Merda. Vai, vieni. Dai Bill. Grande come. Alzati. Alzati. Merda. Mamma che match. Attenzione, Goldberg si incazza e spacca tutto. Aia. Grande comandone. Quante contromosse, ma ancora contromossa goldberghiana. DDT. DDT. E ancora contromossa del comandone. Alzati. Alzati. Alzati Bill. Ecco, ma non facciamo ste cagate. Grandissimo ancora. Dai, che lo dobbiamo distruggere. Vaffanculo Bill. Ma ancora contromossa ragazzi. Ho bisogno di un'altra mossa finale per mandarla a fare in culo. E ancora contromossa. Niente da fare, è il Comenda che domina. È il Comenda che comanda ragazzi, come la canzone del Comenda veneziano. È il Comenda che comanda. Grande. E Goldberg è finito. È grandissimo. Bisogno della mossa finale ragazzi per chiudere. Spear, fatta di merda. DDT. Alzati. Attenzione, comeback. Stiamo attenti. Pedigree. Pedigree. Ed è Pedigree a segno. Tac. Grandissimo comandone. 1. E ancora Goldberg si salva ragazzi dopo 2 mosse finali. Dopo 2 pedigree ragazzi. Ragazzi Goldberg ha 7 vite. Anche se l'ho sempre battuto.
Dai, veloce. Ma porca puttana, basta Goldberg spammare. Non li sopporto quando spammano. Solo io lo posso fare. Ma non posso perdere sto match. No, dai, cazzo, dopo 2 mosse finali, però... Cos'è, come con The Rock, il match più beffardo della storia ancora. Madonna, che do coglioni. Ancora. Ma vaffanculo Goldberg, vaffanculo te e... Aia. Sono in difficoltà adesso, ragazzi, Il Kumendone è in grossa difficoltà. Bravissimo, dai. Non riesco più a fare niente, ragazzi. Se becca la special Goldberg so cazzi, Spear! Ancora di merda, non vengono di Spear oggi. Dai, che un'altra finisher però. Merda. Goldberg è veramente carico, E questa però è un'altra pedigree. Dai, Kumendone. Grandissimo. Terza finisher, ragazzi. Che cazzo devo fare? Proviamo. 1, 2 e 3. Sì, cazzo. Titolo difeso a WrestleMania. Grande venezianone. Madonna, che fatica. Che fatica, ragazzi. Abbiamo vinto ancora il secondo pay-per-view consecutivo a WrestleMania. Abbiamo vinto. Molto bene, ragazzi. C'è la WWE Draft. C'è adesso, bene. Buono, raga. Allora abbiamo finito il secondo anno di wrestling. Adesso c'era un piccolo riposo da WWE, ma non tanto, ragazzi, perché comunque voglio continuarlo assolutamente con delle novità anche, quindi ovviamente delle novità per WWE. Quindi, ragazzi, adesso mi riposo un pochino perché se esce GTA, quindi nella prima settimana dell'uscita di GTA sarà veramente un only GTA, quindi ci sarà un po' di riposo e poi riprendiamo. Comunque non preoccupatevi, ragazzi, è solo che ho in mente delle novità per renderlo un po' diverso e per migliorarlo. Raga, un saluto dal Kumendone, campione WWE veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.